È sempre un risultato inaspettato perché non ci si aspetta mai di ricevere un così gran consenso. Sono contento perché c'è stata una buona affluenza, ma soprattutto c'è stato un buon risultato anche elettorale, di questo ne sono davvero contento, sono orgoglioso di una comunità che ha risposto, che ha votato e soprattutto che mi ha riconfermato una fiducia, per cui il mio grande grazie va sicuramente ai cittadini che ancora una volta hanno premiato una squadra che sicuramente mostra quei valori della lealtà, della semplicità e dell'onestà. A chi vuole dedicare questa vittoria? Dedico questa vittoria ai miei cittadini sperando di poter essere nuovamente utile alla comunità, poter servire ancora questa comunità che amo, che ho servito in questi 5 anni e che sicuramente merita una particolare attenzione per continuare a crescere insieme a tutti. Da dove partirà nei prossimi giorni? Sicuramente ci sarà molto da lavorare, partiamo da quello che abbiamo lasciato, abbiamo un programma che è in continuità con quello che abbiamo fatto nei 5 anni precedenti, quindi partiremo da lì, partiremo da un programma che abbiamo lasciato e un programma nuovo che vorremmo costruire per Sernaglia. Ci sono sicuramente tante azioni a partire dalle politiche sociali, a partire dalla cultura, dalla prosecuzione delle opere pubbliche, dal commercio, dal turismo, quindi ci sono tantissimi aspetti che meritano di essere sviluppati e che meritano di essere sicuramente portati avanti. Ha già qualche idea per la nuova giunta? No, non ho idee sulla giunta perché stiamo ancora in attesa delle preferenze per vedere appunto il numero di preferenze di ciascun candidato, in base a quelle poi comporremo anche la nuova giunta.